Eccoci arrivati a Suvossu del Suvara, bellissimo, acqua cristallina, sembra mi ricorda la piscina di Smeraldo, la Emerald Pool che visitai in Dominica nel 2016, anzi no, nel 2015, novembre 2015, in mezzo alla giungla, era bellissimo, era un po' più grande quella però, era proprio in mezzo alla giungla. Siamo scesi da qui, insomma, una passeggiata, vero Luca? Yes. Grazie agli UK e alla sua tecnologia, perché il caro Schiffer Adams è povero, è ancora povero e non ha la tecnologia adatta. Ma la mia è tecnologia di riciclo, quindi vabbè, è di riciclo, vabbè. Io ho la tecnologia della menta. Però mi devo organizzare bene anche io, perché con le quadrature così non fa, mi voglio comprare anche io adesso i prossimi investimenti. Cosa facciamo? Scendiamo direttamente da là. Ok. Facciamo un attimo qui, vedi qua. Sicuramente è franato. Ci ha provato a scendere, ci ha zappolato anche. Quindi loro sono scesi da lì, da questa. Più verso destra, noi più da sinistra. Ma secondo me dove siamo passati noi è meglio. Sì, è meglio perché lì è troppo scivoloso, è troppo rigido. Esatto, è meno pericoloso. Ne è valsa la pena. Posto veramente meraviglioso. Che adesso andremo ad esplorare. Sì. Beh, non è facile venire qua. Andiamo qua. Cerchiamo una piccarsi. Ok. Inquadratura selvaggia, eccola qua, bella, bellissima. Facciamo il bagno, Luca? Ci saranno anche pesci qua. È alta. Ci saranno anche pesci qua. Questo è il Suvossu del Suvara, Perdastefogu, Ogliastra, Sardegna, zona sud-orientale. A ritorno ce la faremo di mano. Poi un'ora come possono malissimo È un'ora di discesa. È un'ora di discesa. Sì, sì. Ci vuole un po'.